Quindi quando si parla di territorio non c'è niente di più importante che sentire anche chi lo difende, in particolare il nostro dottor Michele Marani del Consorzio Difesa Veronese, che ci spiega un po' la parola territorio. Noi siamo una realtà, come ce ne sono tante altre a livello provinciale, una realtà che si occupa di tutelare le aziende agricole e noi contrattiamo con le compagnie di assicurazione in maniera da far ottenere le migliori condizioni normative e tariffarie in maniera che gli agricoltori si possano assicurare e tutelare così il proprio reddito. Io penso che in questo periodo questa sia una cosa molto importante. Voi lavorate a stretto contatto con le associazioni di categoria come Coldiretti, CIA e Confagricoltura. Nel nostro consiglio di amministrazione siedono agricoltori della Coldiretti, Confagricoltura e CIA e il nostro lavoro appunto è mirato a tutti gli agricoltori per cercare di tutelare proprio le aziende agricole. Le recenti notizie su siccità, come dire, o troppo caldo o troppa pioggia, fanno quindi indurre una maggiore attenzione e anche una maggiore attenzione verso il vostro lavoro di assicuratori. È da qualche anno che infatti stiamo cercando di proporre soluzioni sempre migliori per le nostre aziende agricole e stiamo studiando sia a livello assicurativo. L'anno scorso noi a Verona abbiamo proposto per esempio una polizza Prati Pascoli che mirava a risarcire i danni da siccità nei territori montani. È stato un bel esperimento, è stata un'esclusiva a livello nazionale, ma che quest'anno, da quanto ho capito, si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il territorio italiano. E oltre a questo, a livello regionale abbiamo anche dei fondi mutualistici che creiamo noi e dove cerchiamo di fare una sperimentazione per dare delle coperture alle nostre aziende agricole che non sono ammesse o che le assicurazioni non vogliono prestare. Per cui io penso che questo sia un lavoro che è molto sentito e molto riconosciuto anche dagli stessi agricoltori, assolutamente.